Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici sportivi e ben ritrovati con tempi supplementari nella giornata in cui si festeggiano gli innamorati. Noi festeggiamo gli innamorati del calcio, gli innamorati di questo sport straordinario, della passione dei tifosi che insomma si manifesta con l'attaccamento ai propri colori sociali. Ovviamente tantissimi gli argomenti questa sera, vuoi per la grande mole di lavoro dal punto di vista delle giornate giocate, c'è il turno infrasettimanale in Serie C, c'è da argomentare la Serie B, quella già vista sabato e domenica scorsa e quella che verrà la prossima settimana, ed allora iniziamo subito, sempre in compagnia del mio compagno di viaggio, Attilio Malena. Ciao Attilio. Un buonasera a te Paolo, un buonasera agli ospiti di studio, un cordiale buonasera anche da parte mia agli ospiti da casa, come giustamente dicevi tu, tanta carne al fuoco come di consueto, anche perché tra B e C di parlarne ce n'è come. Ce n'è e come, e di parlarne lo faremo ovviamente anche questa settimana, la presenza di due ospiti importanti che passo subito a presentarvi. Direttore sportivo già della Vigor Lamezia tra le altre, buonasera e ben ritrovato a Domenico Roma. Buonasera a voi. E con noi anche il tecnico delle giovanili del Rende, a Casa Rende, mister Raffaele Guardia. Buonasera e come al solito grazie per l'invito. Ed allora insomma tecnici e direttori sportivi, Attilio, che ci aiuteranno a commentare la settimana calcistica. Attilio, partiamo subito dalla Serie B, no? Lo facciamo insomma andando a commentare questi risultati che hanno visto insomma pareggiare le due formazioni calabresi in cadetteria con 2 trasferte, 2 pareggi. Chiedo scusa, 2 trasferte, 1 sconfitta e 1 pareggio. Il Cosenza ha purtroppo lasciato punti pesanti all'Ardenza e al Livorno, mentre il Crotone è andato vicino al colpaccio contro un Hellas Verona che appare in difficoltà. Attilio, partiamo dal Cosenza e partiamo da una prestazione che, se nel primo tempo ha visto i Lupi giocare a viso aperto in casa degli Amaranto, andando anche vicino al gol del vantaggio, nella ripresa è venuto forse un po' meno l'approccio e di conseguenza poi degli episodi hanno deciso il match di Livorno. Sì, grazie anche all'ausilio della regia abbiamo titolato con la nostra grafica "Questione di tatto", dedicando il titolo a Gennaro Tutino. Condivido la tua analisi, però francamente non mi è piaciuto moltissimo l'atteggiamento nel secondo tempo. Non è stato il Cosenza solitamente aggressivo, solitamente sbarazzino e solitamente che cerca di mettere il cuore oltre l'ostacolo. Forse è mancato questo per cercare comunque di essere all'altezza di un Livorno sicuramente in salute, reduce prima di questa gara da 7 risultati utili consecutivi, una squadra che ha a Ligneo Diamanti il faro, la luce, ma non solo, una squadra che si è rinforzata molto nel mercato di gennaio, come dicevi giustamente tu, un Cosenza che nella prima frazione si è reso protagonista di ottime sortite offensive. Forse il rammarico può essere su quell'occasione sfumata da parte di Sciaudone, ancora una volta al posto giusto, nel momento giusto, ma ripeto, rispetto alle altre gare è mancata quell'aggressività, è mancata quella ferocia che ha permesso fin qui al Cosenza di essere dove merita in classifica. Meno male che Enzo Leonetti in regia non ha sbagliato la vocale, perché sennò avremmo fatto Amarcord Cosenza, questione di tatti, e ovviamente i tifosi rossoblù lo ricordano con grande partecipazione e con grande emozione l'ex attaccante rossoblù. Domenico Roma, l'ingenuità, io non mi sento di condannare Tutino per un fallo di reazione che ci sta durante l'arco dei 90 minuti, accentuato anche ovviamente dal calciatore livornese. C'è però un problema un po' più ampio, che è quello appunto a cui facevamo riferimento prima, no? L'approccio del secondo tempo poteva essere più impattante, più sul pezzo la squadra rossoblù, e soprattutto le occasioni che crei devi cercare di materializzarli, perché poi altrimenti in B gli episodi a sfavore ti condizionano.
Sì, magari solo un po' più di cinicità, perché il primo tempo secondo me è stato giocato alla grande, ma ti ripeto, secondo me anche il secondo tempo non è stato giocato male, perché comunque giocavi contro una squadra che arrivava da 7 risultati utili consecutivi, comunque giocava in casa e comunque con il supporto del pubblico. Non dimentichiamoci tutti i tifosi del Cosenza che sono andati a seguito a Livorno, e comunque è una squadra in questo momento difficile da giocarci contro, è una squadra di quelle che in realtà sono tra quelle più in salute. Il cambio di tecnico ha cambiato tutto l'andamento di questa società, da una società che sembrava destinata miseramente a fallire la salvezza, si è ritrovata una squadra che sta combattendo arduamente per riuscire a salvarsi. L'atteggiamento di Tutino sì, è condannabile, anche se in realtà è stato molto accentuato dal giocatore del Livorno, però in determinati momenti da giocatori importanti quale Tutino ci si aspetta magari anche di nervi saldi e magari di maturità in più, sì, magari. Perfetto, però nulla gli si può dire in realtà, perché è stato comunque secondo me una cosa venale, veramente da non condannare con un'espulsione del genere. Mister Guardia, il direttore sportivo Roma prima faceva riferimento all'avvento di Roberto Breda. Non è mai semplice affrontare le formazioni di Breda, vuoi per, come diceva Roma, per l'approccio che ha avuto sulla squadra Amaranto, vuoi per le grandi motivazioni quando subentri, però Roberto Breda dimostra sempre di mettere bene in campo le proprie squadre e soprattutto far risultati importanti. Sì, come diciamo sempre il calcio è questione di equilibri, e Breda riesce a dare equilibrio alla sua squadra, aspetta lì ben piazzata in campo e gioca diciamo di contropiede. È stata brava a fare la sua partita, un po' ingenuo il Cosenza per l'espulsione di Tutino, che forse, come diceva il direttore, è un po' esagerata, ma secondo me è stata più una questione mentale e non di gioco. Purtroppo in Serie B le partite facili non esistono, infatti io ritengo che sia un campionato attualmente più bello della Serie A, in quanto è tutto in discussione, mentre in Serie A ormai i giochi sembrano fatti, in Serie B è difficilissimo, giornata dopo giornata sono delle finali che le squadre devono affrontare. Certo Attilio, c'è come dire un po' l'amaro in bocca per aver perso e comunque aver dato la possibilità a Livorno di ritornare prepotentemente in corsa verso il discorso salvezza. Un conto è tenerli a 7 punti, un conto è averli a 4 punti, insomma dal punto di vista psicologico dai una mano all'avversario in questo caso. No, assolutamente, ma anche gli episodi che ti condannano, francamente non ricordo un Giannetti così in palla in questo campionato di Serie B, autore di un gol da attaccante di razza. Qui rivediamo, grazie all'ausilio delle immagini, la sciocchezza di Gennaro Tutino, che però è costata molto cara al Cosenza. Il Livorno può contare, lo accennavo prima, su una linea davanti ancora in condizioni straordinarie, il calciatore che ha tirato di più nel campionato di Serie B. Questo vorrà dire qualcosa. È un Livorno che, come dicevo prima di questa gara era reduce da 7 risultati utili consecutivi, anche grazie all'ausilio delle immagini. Qui vediamo la grandissima occasione qui, insomma, di Sciaudone, sfortunato Sciaudone, che sarebbe andato a segno ancora un'altra volta. E poi ancora una volta, grazie al salvataggio miracoloso di Anibal Capela in estirada subito dopo, ma ripeto... E poi qui c'è forse anche un po' di generosità. Direi anche forse uno squilibrio di cercare quantomeno di essere coerente nella tua linea. Non credo ci sia rigore qui, direttore. No. Si scansa ha cercato di scansarsi, si sono toccati coscia col forse ginocchio. Non fa in tempo sì, forse non fa in tempo a scansarsi del tutto. Il tocco c'è stato coscia col ginocchio, però magari è molto generoso come rigore, perché lui ha cercato di scansarsi e si vede anche chiaramente che si è spostato e ha bloccato addirittura la corsa per evitare l'impatto. No, accennavo prima una mancata coerenza anche nella condotta arbitrale. Se da una parte punisci Gennaro Tutino per forse uno dei primi accenni di reazione, dall'altra parte il Livorno è stato, non dico agevolato,
ma quantomeno, come giustamente dicevi tu Paolo e come giustamente diceva il direttore sportivo Domenico Roma, è senza dubbio un rigore abbastanza generoso. Credo che ci sia anche però una munizione nella circostanza dell'espulsione sul fallo che subisce Sciaudone, se non sbaglio, e quindi lì nell'interpretazione l'arbitro sbaglia totalmente, va in pallone, si lascia prendere solo dalla gestualità, dalla reazione di Gennaro Tutino e non da quello che ha generato poi la reazione dello stesso, no? In realtà quando l'impeto della partita spesso all'interno del campo si va a vedere magari l'ultima parte di quello che succede, non cosa ha cagionato magari la reazione. Il mister punisce il gesto. Più il gesto che magari la parola, perché probabilmente gli avrà detto qualcosa o avrà fatto qualcosa, quindi su questo è stato ingenuo, sì, anche perché eri in un momento che magari potevi cambiare la partita a tuo favore, perché comunque il Livorno, oltre il rigore diciamo così coraggioso dato dall'arbitro, poi aveva avuto altre 2 occasioni, se non erro, e poi un tiro da fuori di Diamanti. Però volevo solo aggiungere che secondo me il Livorno in questa fase, delle ultime 7 partite, l'ha cambiata Luci, perché da quando è rientrato il capitano non hanno mai più perso, quando invece era in difficoltà la prima parte di campionato era lui fermo per infortuni, è stato fermo per un paio di mesi per infortunio. Si percepisce ci sia un pizzico di maturità in più rispetto al passato. Sì, anche evidentemente anche l'altro centrocampista che secondo me è bravissimo, che è accanto a lui, che fa tantissimo gioco, che è Agazzi, che ha ritrovato una forma splendida, e quindi anche questo magari in parte può andare a incidere su questo trend di risultati positivi che sta avendo il Livorno. L'equilibrio è importante. C'è un po' il rammarico, mister Guardia, per questa sconfitta che poteva come dire, far svoltare diversamente il campionato dei Silani, e poi coinvolgo anche il direttore sportivo Roma che annuisce giustamente a questa considerazione, e mi spiego il perché. Insomma, si poteva approfittare del rallentamento in alto per accorciare la classifica e magari dare ulteriore slancio ed entusiasmo alla piazza, che tra l'altro era presente, come ricordava Domenico Roma, in gran numero a Livorno, ha sostenuto la squadra in maniera davvero encomiabile, e poteva essere questo un cambio di passo del campionato dei Silani. Sicuramente sì, poi una vittoria dà sempre, cioè, voglio dire, oltre ai 3 punti fa sempre morale, però non dimentichiamo l'obiettivo del Cosenza, che è la salvezza. Poi nonostante la sconfitta ha perso soltanto un punticino da parte di chi insegue. A Livorno non era partita facile, perché il Livorno è con l'acqua alla gola, quindi è normale che ha rischiato il tutto per tutto. Il Cosenza, secondo me, come dicevate voi prima, non l'ha affrontata mentalmente, secondo me, con quell'aggressività che mette sempre in campo, anche se ha avuto nitide occasioni da gol. Se la palla era entrata magari parlavamo di un'altra partita. Bravo lì il giocatore a procurarsi il rigore, perché l'ha fatto con mestiere, e l'arbitro purtroppo non poteva fare altro. Direttore, mi interessa sapere anche il suo pensiero rispetto a quello che poteva essere, insomma, che poteva segnare questa partita di Livorno nel campionato del Cosenza. La realtà è che comunque affronti un Livorno che è un tuo concorrente, anche se era un po' dietro. Una vittoria che può valere il doppio, non vale 3 punti ma ne vale 6 in realtà. Avresti, con un pareggio o con una vittoria, avresti secondo me dato la sferzata definitiva per giocare con più serenità le gare successive, perché comunque sia una cosa, come dicevi tu, è tenere 1 o 2 squadre a 7 punti, una è tenerne ora 3 a 4 punti con una delle 3 che deve recuperare una partita. Non si è giocato nulla in negativo in questo caso, perché comunque il trend tu puoi comunque migliorarlo già da domenica con la Cremonese, anche se anche questa è una partita difficile come tutte le partite in Serie B, però come dicevi giustamente tu, una cosa è affrontarli con il piglio di una società che ha 3 squadre a 7 punti, una con l'incombenza di averne 4. Questo rispetto all'aspetto legato a chi ti sta dietro, sì, però è anche vero che se guardiamo con l'occhio chiaramente di chi è tifoso, no? Sì. E in questo momento il pubblico rossoblu è davvero entusiasta, saresti andato ai 3 punti dalla zona playoff. Però come dicevo
forse un po' di tempo fa da Attilio parlando, gli dissi, il Cosenza aveva bisogno di tempo per metabolizzare la categoria, per capire oltre il gioco anche l'approccio mentale alle partite. È pur vero che c'era molto entusiasmo nel poter pensare di arrivare ai playoff, però quello che credo io bisogna essere sempre razionali, sempre equilibrati. Secondo me uno step per volta. Quest'anno il Cosenza ha l'importanza, il primo obiettivo di mantenere la categoria, di continuare il progetto che ha intrapreso da diverso tempo a questa parte, a cui va dato atto comunque a Guarascio, che ha fatto un lavoro impressionante. Magari non è salito nella maniera in cui lui pensava di salire in Serie B, però ci è riuscito, gli va dato merito, gli va dato atto, ora deve solamente mantenere la categoria e continuare a crescere come sta facendo. Ma il ragionamento prima, Paolo, che faceva sia Domenico che il mister, legato anche ad un tema abbastanza a 360 gradi sulle formazioni che in questo frangente stanno lottando per non retrocedere, il Livorno è in salute, dall'altra parte il Padova, lo abbiamo commentato, reduce da un mercato fantastico, lo stesso Crotone che ha ritrovato un equilibrio, tra poco ne parleremo anche con una parte in causa, lo stesso Foggia, lo stesso comunque Cittadella che potrebbe a sorpresa anche clamorosamente rientrare, il Carpi che si è rinforzato. Diventa quindi una lotta competitiva. È una zona salvezza che dà spettacolo nel vero senso della parola, anche perché si sono tutte rinforzate a gennaio, ne abbiamo parlato ampiamente, sono tutte in condizione e poi hanno tutte quante una panchina, non solo intesa come riserve, ma un allenatore che conosce a memoria il campionato di Serie B. Padalino da una parte che ha molta fame, lo stesso Cosenza con Piero Braille, il Crotone con Giovanni Stroppa, quindi sicuramente di spettacolo ne abbonderà. Però per chiudere l'argomento legato alla partita di Livorno, ti chiedo Attilio, anche inconsciamente pensi ci possa essere stato magari un occhio buttato lì, no? Hai vinto col Cittadella con grandissimo merito, hai messo sotto una delle squadre che insomma in questo momento è difficile battere, forse magari a livello di approccio pensi di poter fare la stessa cosa anche a Livorno e magari svoltare, per questo dicevo svoltare sì, un tipo di campionato diverso. No, sono d'accordo sostanzialmente con te, anche perché poi i calciatori, così come l'allenatore e tutto il management, vivono la città. È chiaro che Cosenza si infiamma da un momento all'altro, la zona playoff era a portata di mano, ma dall'altro canto conosciamo anche benissimo i piedi per terra e la razionalità di un uomo d'esperienza come Piero Braia. Magari qualche calciatore si sarà anche potuto distrarre, ma la guida tecnica sotto questo punto di vista io credo non ce ne piova su questo frangente. Piero Braia ha il polso della situazione, ma ripeto, forse legandomi al discorso che facevo in precedenza, sia col mister che anche con te, è mancato quello che è stata la grande forza del Cosenza fin qui, l'aggressività e il cercare di lottare sempre al 120%. Attilio, allora se sei d'accordo andiamo invece adesso a argomentare il match del Bentegodi, che poi ci proietteremo ovviamente nel prossimo turno. Prima di farlo però analizzeremo anche in maniera dettagliata l'intera cadetteria. Il Crotone, insomma, che ha rischiato di fare il colpaccio al Bentegodi contro un Hellas Verona che per larghi tratti della partita è stata davvero in difficoltà, insomma una reazione ci si aspettava, reazione è stata, peccato insomma per non aver concretizzato una grandissima prestazione con 3 punti che sarebbero stati di platino. Assolutamente, l'uomo che Croce Delizia abbiamo titolato grazie all'ausilio della nostra regia, che sta facendo la differenza in senso positivo e in senso negativo nel particolare momento storico del Crotone, e mi riferisco indubbiamente a Marcus Rodien. Sono d'accordo con te quando sostieni che il Crotone ha confermato ancora una volta tutti i progressi che sta facendo di settimana in settimana. Il Crotone ha finalmente un'identità, il Crotone si è finalmente scrollato di dosso tutte le paturnie che aveva fino a qualche settimana fa, e anche a Verona ha dimostrato di non essere inferiore ad una formazione che sicuramente lotta in questo frangente per un obiettivo completamente diverso. Il Crotone è stato anche condizionato nell'episodio che ha visto un'espulsione, anche in questo caso abbastanza generosa, per Marcus Rodien contro una formazione che a partita in corso molto spesso la cambia agli uomini per poter cercare di modificare il destino di una partita da un momento all'altro. Ma ripeto, io vedrei il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, anche perché per come si era messo il campionato del Crotone, totalizzare 4
4 risultati utili consecutivi e sicuramente una notizia rinfrancante per mister Strop. Direttore Roma, il Crotone è ancora convalescente o possiamo ritenere insomma definitivamente guarito dalle scorie a cui faceva riferimento Attilio Malena, ovvero insomma un campionato di grandi propositi, un campionato che doveva vedere protagonisti pitagorici, così non è stato, però insomma pare che il club, pare che la squadra, pare che il mister siano riusciti a far metabolizzare che tipo di campionato adesso il Crotone deve affrontare. Beh, probabilmente si era partiti, anzi sicuramente si era partiti con obiettivi completamente differenti, si era partiti per essere protagonisti, per puntare a risalire subito in Serie A, però non tutto è andato come magari immaginavano in quel momento, si sono ritrovati a dover lottare per posizioni che non erano confacenti a quello che erano gli obiettivi stagionali e molti di loro hanno magari mollato mentalmente. Effettivamente il mercato del Crotone è stato un mercato fatto più che altro a liberarsi delle persone che non volevano più rimanere in organico e prendere qualcuno di esperienza da mettere là a puntellare, come dicevi tu, la rosa. È andato via Budimir, è andato via Martella, sono andati via in altri 2 o 3 calciatori, c'è stato sicuramente con il ritorno di Stroppa un chiarire le idee all'interno dello spogliatoio, perché comunque c'è stata anche molta confusione sia a livello di squadra che a livello gestionale, quindi si è ritornati con i piedi per terra, hanno cominciato a rimacinare quello che era il loro calcio e ora secondo me il Crotone per l'organico che ha è stato più che altro un problema mentale. Una volta che si riescono a scrollare mentalmente tutto quello che hanno subito e sofferto, secondo me è una di quelle squadre che alla lunga può uscire dalle posizioni in cui si trova in maniera più semplice che di altre. Probabilmente. Mister Guardia, c'è però il rammarico di non averla chiusa la partita, di non aver chiuso il match quando l'inerzia dello stesso insomma era dalla tua parte, questo forse è l'unico neo che si può rimproverare alla formazione di Giovannino Stroppa. Certamente una partita da chiudere, perché ha fatto una grossa partita il Crotone, perché finalmente sta dimenticando i fasti della Serie A, come diceva il direttore prima e come dicevate voi. Messo di giocatori di categoria e sta ritornando sulla giusta via, perché non sempre avere giocatori di categoria superiore si adattano al campionato di Serie B, che è un campionato meno tecnico e più dispendioso di energia, dove si lotta pallone su pallone. Poi 10 secondi per ritornare sul Cosenza. Il Cosenza ha affrontato 2 squadre completamente diverse. Il Cittadella ti dà la possibilità di giocare a calcio, mentre il Livorno di Breda è una squadra che non ti consente di giocare, si chiude là, ti mette 10 uomini dietro la linea della palla ed è molto difficile trovare gli spazi. Era riuscito a trovarlo, però il gol non c'è stato. La concentrazione, Paolo, e la tenuta difensiva che regge, indipendentemente dai singoli. È uscito Väisänen per infortunio, per un taglio vicino all'orecchio, ed è entrato Curado. Tutto questo però non ha inficiato sul rendimento complessivo della concentrazione per il Crotone. E nell'azione precedente, e chiudo... Volevo coinvolgerti, vediamo se collimano un po' le idee. La stanchezza di Rodien, come intitola bene la grafica Croce e Delizia, la stanchezza nel rincorrere l'avversario che insomma gli fa poi commettere fallo e qui subire l'espulsione. Forse lì magari si poteva gestire magari diversamente, sostituendo lo svedese, che forse probabilmente non ne aveva più. No, ecco, assolutamente. Ma può essere una chiave di lettura. Può essere una chiave di lettura condivisibile, ma tornando al discorso che facevamo in precedenza, oggi Rodien forse è l'uomo indispensabile per il Crotone, che consente di avere un inserimento e un pericolo costante per le difese avversarie e consente in fase di non possesso, il mister mi correggerà se sbaglio, di avere un uomo in grado di poter fare la doppia fase in maniera comunque importante, e in questo va dato atto senza dubbio alla società Crotone di aver tolto dal mercato Rodien, che era oggetto dell'interesse sia di Palermo che Udinese, e di averci puntato, e il Crotone in questo senso sta lavorando anche per blindare Rodien dal punto di vista del rinnovo del contratto. Sei d'accordo, direttore, sull'episodio? No? Sì, assolutamente sì, si vedeva che era in affanno
perché come diceva Attilio fa molto lavoro in tutte e due le fasi, sia propositiva che in fase difensiva. Magari in un altro momento lui era un giocatore di qualità che andava più a lavorare sull'ultimo passaggio, sulla fase più propositiva e meno in quella, difensiva, quindi probabilmente questo. Però Rodin come calciatore non si può per la categoria è un lusso, assolutamente. Non si può discutere, anzi può essere sicuramente il valore aggiunto che può aiutare la formazione pitagorica a risollevarsi in classifica e uscire definitivamente da una classifica che obiettivamente non gli appartiene. Ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario, non cambiate canale perché al rientro analizzeremo ovviamente il campionato per intero, il prossimo turno delle calabresi con partite davvero delicate, importanti, con il Cosenza che gioca in casa con la Cremonese, con il Crotone che ha una partita davvero interessante che qualche anno fa valeva la promozione in Serie A contro il Pescara di Baby Pillon. Ed allora non cambiate canale, vi aspettiamo solo un paio di minuti di pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, riprendiamo dopo la pausa pubblicitaria. Insomma, dicevamo Attilio, un campionato di Serie B straordinario perché insomma trasmette davvero tantissime emozioni, una su tutte quelle del Palermo, no? Un Palermo straordinario, un Palermo che riesce a trovare la forza in se stessa di andare a espugnare il Renato Curi contro una formazione di tutto rispetto come il Perugia, ma trovando questa forza all'interno di un gruppo che ha dimostrato grandissimi attributi, grandi valori, testimoniati anche dalle esternazioni di Bellusci, che dalle parole le ha ovviamente tramutate in fatti sul campo. No, il più grande spettacolo del weekend, il Palermo è risaputo di avere un alto tasso di qualità all'interno della propria rosa, ma ha dimostrato di essere un gruppo di uomini veri, al di là del risultato. Il Benevento ha anche cambiato marcia, vincendo un derby che valeva 6 punti per come ci arrivavano le due squadre, ma forse abbiamo una sorpresa. Sì, abbiamo una sorpresa, assolutamente sì. Parliamo di Serie B e nello specifico ovviamente attenzioneremo il suo Crotone. Buonasera e benvenuto, ben ritrovato al direttore sportivo del Crotone, Beppe Orsino. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera direttore, abbiamo appena terminato di commentare insomma, il match del Bentegodi che di fatto certifica anche la ripresa sotto il piano della prestazione che trova continuità durante i 90 minuti. Peccato, dicevamo, per non aver capitalizzato appieno una straordinaria prestazione al cospetto di una delle più forti squadre di quest'anno in Serie B. Certamente sì, avete fatto una giusta analisi, però anche in questa partita, come in tante, anzi in moltissime altre, ci sono stati degli episodi che ci hanno penalizzato, però senza trovare alibi, niente. Io penso che il fallo di Carmine al 21esimo del primo tempo era da espulsione netta, perché non si può alzare la gamba in quella maniera. Noi abbiamo avuto l'esempio più lampante con Martella nella partita contro il Cosenza, un fallo meno grave di quello è stato espulso. Quindi poi anche l'espulsione di Roden, secondo me le due ammonizioni sono state esagerate, specialmente la seconda non c'era assolutissimamente, però la squadra ha dimostrato anche in questa occasione di essere in grande ripresa. Sono molto fiducioso perché stiamo giocando molto bene, la squadra sta benissimo in campo e quindi vediamo, cerchiamo di tirarci fuori il più presto possibile perché secondo me la squadra lo merita. Cosa serve, direttore, al suo Crotone per uscire al più presto da questa situazione? Ovviamente i risultati... Una vittoria in casa, perché stiamo trovando difficoltà in casa, perché io sono sicuro che fuori casa è difficile che il Crotone perderà. Voglio essere presuntuoso, non sono stato mai, però in questo momento sì. E adesso dobbiamo cercare di fare una vittoria in casa, che è una cosa importante.
Ecco, direttore, in B questa partita, quella della prossima, insomma, del prossimo impegno casalingo è contro il Pescara che in B ricordiamo insomma, un Crotone Pescara che poi vi accompagnò in Serie A. Speriamo possa essere, diciamo, si possa ripercorrere quella prestazione, quel risultato per obiettivi diversi, ma sicuramente in questo momento è davvero di una importanza strategica vincere contro il Pescara e dimostrare di esserci anche dal punto di vista mentale. È così, dobbiamo cercare a tutti i costi di fare questa vittoria, perché secondo me facendo un po' di vittoria in casa, perché è molto importante sia dal lato psicologico, ma molto di classifica, questa squadra poi si può togliere delle grandi soddisfazioni. Quindi la cosa principale adesso è pensare alla partita di lunedì, prepararla molto bene come stiamo facendo e poi vediamo quello che succederà. Però penso che in questo momento il Crotone è una delle squadre che sta giocando bene. Assolutamente d'accordo con lei, direttore. Cerchiamo di sgombrare il campo da ogni dubbio. Qual è stata, a suo avviso, la causa dei risultati negativi del Crotone fino a qualche giornata fa? Ma bisogna partire da lontano. Questa è stata una squadra costruita all'inizio, non si sapeva se era la A per la B, c'è stato tutto quel casino terribile di quest'estate, i giocatori sono stati frastornati, poi inizia il campionato di Serie B, le prime partite sono state molto difficili, non dal lato del gioco, dal lato dei risultati, e quindi poi il morale va giù, ci sono sempre delle difficoltà, poi il cambio dell'allenatore, quindi abbiamo trovato difficoltà. Ci sono stati degli errori sicuramente, però adesso non dobbiamo pensare più a quello che è successo prima, dobbiamo pensare a quello che deve avvenire e al presente. Quindi siamo tutti concentrati su queste partite, come ho detto prima, incominciando da lunedì. Guardando la classifica, direttore, chi si può andare a prendere, ecco, per coinvolgere di più formazioni nella lotta salvezza, che diventa, come dicevamo prima, molto competitiva, no? Ci sono formazioni che davvero hanno della qualità nelle proprie rose, in grado di poter, insomma, ottenere qualsiasi risultato. Ma il campionato di Serie B è un campionato strano. È un campionato molto strano. Ci sono state negli anni delle squadre che alla fine del girone di andata erano nei playoff e poi si sono ritrovati a lottare per la retrocessione. Sicuramente una o due squadre, secondo me, verranno a lottare con noi, con le ultime 5-6. Non voglio dire quali saranno, però sicuramente uno o due lotteranno con noi. E la speranza ovviamente di coinvolgere più formazioni e vedere le calabresi sicuramente al di sopra di quella classifica che poi mette un po' apprensione sì. ai tifosi. Direttore, per chiudere il concetto legato al campionato un po' più in maniera generale, no? La sorprende il campionato del Brescia, che ha trovato una continuità pazzesca, e poi le chiedo un Palermo, dicevamo prima, dalla grande tenuta nervosa, da un gruppo straordinario allenato da Stellone in maniera impeccabile, visto anche le problematiche societarie. Dal lato, se uno guarda le squadre, le rose delle squadre, il Palermo secondo me è la squadra più forte in senso assoluto, sia dal lato fisico, che è molto importante in Serie B, sia dal lato tecnico. E penso che il campionato che sta facendo anche nelle difficoltà è una cosa normale. Secondo me però la squadra che gioca in modo come piace a me, come penso piace anche a voi, è il Brescia. Il Brescia sta giocando un calcio veramente interessante e mi ha fatto una grandissima impressione anche lo Spezia.
Quindi secondo me queste sono le squadre che lotteranno oltre il Benevento. Benevento individualmente è una squadra forte, però dal lato del gioco, dal lato come si esprime la squadra, le squadre che ho detto prima in questo momento sono migliori. Assolutamente. Io penso che il Brescia sicuramente lotterà per le prime 2 posizioni, perché lo merita, perché stanno giocando bene, ecco. Sia loro che lo Spezia mi hanno fatto una grande impressione. Esprimono sicuramente un grande gioco. Noi per il Crotone non siamo preoccupati, perché il Crotone, oltre a una grande rosa, ha un top player nella scrivania che si chiama Beppe Orsino, al quale ovviamente auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo al suo Crotone. Grazie a voi. Ciao direttore. Grazie. Attilio. Sì, finisco il discorso che stavo dicendo in precedenza. Il Benevento sta pian piano maturando. Prima subiva troppo, aveva delle buone individualità, delle ottime individualità. Dal mercato di gennaio mi aspettavo sinceramente la punta, che non è arrivata, ma tutto questo sopperisce adesso ad un'organizzazione di gioco finalmente convincente. Mi sta stupendo moltissimo anche la continuità che sta avendo lo Spezia, senza punti di riferimento in attacco, sbarazzino, che riesce comunque ad essere equilibrata sia in casa che in trasferta. Abbiamo parlato del grande atteggiamento del Palermo, il Brescia che oggi sta dimostrando a mio avviso di essere la squadra più pronta e meritevole per il salto di categoria, poi Livorno, ne abbiamo parlato anche nella parte conclusiva, e un Hellas Verona che non ha ancora trovato il bando della matassa, e questo, arrivando al 24esimo turno, diventa davvero preoccupante. Prossimo match, il Crotone se la vedrà in casa, come abbiamo appena detto col direttore Orsino, con il Pescara. Qualche mese fa, direttore Roma, ci chiedevamo sul nazionale a Fair Play in Football con Attilio se il Pescara potesse mantenere quella posizione in classifica. In questo momento i fatti insomma ci danno ragione, cioè, non è un organico e non è soprattutto una squadra in questo momento che può mantenere i livelli e i ritmi delle battistrade. Probabilmente questo Pescara è il meno forte degli ultimi anni, è il meno completo più che altro. Si vede che annaspa in determinate zone del campo, ha meno qualità rispetto agli anni passati e magari ha anche io mi aspettavo un attaccante importante che arrivasse a Pescara nel mercato di riparazione, che non è arrivato, quindi probabilmente diciamo che anche in quel caso il mercato non è stato proprio adatto per la squadra, anche perché come diceva, secondo me manca una prima punta importante, un bomber che hanno trattato Ciofani, hanno trattato diversi profili, lo stesso Ceravolo, Ciofani, ma poi alla fine sono rimasti come erano. Qualcosina mancherà a questa squadra, magari alla lunga la pagheranno. No, il Pescara non vince da 5 partite, sicuramente una squadra in flessione negativa, e quando ci chiedevamo effettivamente se magari riusciva ad essere fino alla fine completa, ma come giustamente diceva prima Domenico, è una squadra che all'inizio aveva un gran centrocampo, riusciva a gestire perfettamente ogni gara alla stessa maniera, riuscendo ad essere bella, riuscendo ad essere pratica. Adesso però è in flessione anche abbastanza preoccupante. Però attenzione al Pescara, perché insomma ha sicuramente un organico in grado di poterti mettere in difficoltà. Mister, come si affronta il Pescara dal punto di vista tattico? Cosa deve evitare il Crotone per sbagliare il meno possibile e portare a casa questi 3 punti? Allora, ripeto, il Crotone in casa sta avendo difficoltà in quanto le squadre che arrivano non ti fanno giocare, perché il Crotone è una squadra che produce gioco, però si chiudono dietro e non ti fanno giocare. Fuori casa invece ha affrontato le migliori partite, le ha fatte con le squadre che avevano ambizione di salire, perché giocano al calcio, quindi ti consentono di giocartela faccia a faccia. Però penso che per il prossimo turno, facendo i dovuti scongiuri, sia il Cosenza che il Crotone, la vittoria sia sicuramente alla loro portata e si tireranno fuori da questa situazione. Direttore, è un match sicuramente fondamentale, perché se vinci riesci a dare continuità importante ai risultati e trovi sicuramente una classifica che ti aiuta a migliorare le prestazioni. Probabilmente andrai a migliorare il gap da chi ti precede, quindi sicuramente è una partita importante che magari all'inizio
ad inizio campionato immaginavi che potesse essere per altri obiettivi, ma in questo momento bisogna stare con i piedi per terra e sapere che in questo momento il Crotone si sta giocando la permanenza in Serie B e il Pescara sta cercando di mantenere il treno per riportarlo in Serie A. Magari probabilmente è più semplice da preparare come partita per il Crotone e non per il Pescara, se non fosse altro che del gap che sta avendo per il problema del gioco in casa che sta avendo il Crotone. Come diceva il mister, le squadre arrivano là e sono chiuse, il Crotone ha bisogno di squadre che ti fanno giocare, che ti permettono anche di giocare. È un po' come, non so se convenite con me, quello che succedeva l'anno scorso col Cosenza, che le squadre venivano qua a Cosenza, il Cosenza era sempre in difficoltà all'inizio del torneo in casa perché le squadre venivano qua e non ti permettevano di giocare. Il Cosenza era una squadra che giocava sulle ripartenze delle altre squadre, andando fuori casa riusciva sempre a trovare il risultato, quindi era questo che... A proposito del Cosenza dello scorso anno, direttore Roma, so che c'è la fila di società di Serie C che vogliono chiedere al presidente Guarascio qual è il segreto per vincere i playoff, perché insomma è stato davvero, scherzi a parte, è stata davvero una stagione esaltante, dopo vedremo anche quando parleremo di Serie C come quest'anno sarà davvero divertente affrontare questo mini torneo, perché ci sono davvero formazioni incredibili dal punto di vista dell'organico, del blasone e con la possibilità in più ovviamente di avere una promozione in più che insomma aggiunge sicuramente più fascino. È un format vincente, la verità è questa, avevano cercato di cambiare il format per rendere il tutto più appetibile, più bello per il pubblico, e in realtà è così, perché è una squadra che comunque il Cosenza l'anno scorso non è arrivata con i benefici di chi arrivava con chi dovesse vincere, con i favori del pronostico, poi invece partita dopo partita, entusiasmo dopo entusiasmo, poi l'entusiasmo fa andare moltissimo le gambe, no mister? Quindi poi si sono trovati in un periodo di forma strepitosi, quei 2 o 3 calciatori che hanno cambiato le sorti dei playoff, Okereke, Tutino stesso, Baclé che l'anno scorso... Anche i senatori che hanno fatto la loro parte. Un mix vincente, ma Paolo, è una 24esima giornata di Serie B che offre delle grandi partite, a partire dal venerdì con lo scontro al vertice tra Palermo e Brescia, dalle sfide delle calabresi che stiamo analizzando e anche uno Spezia Hellas Verona che sa tanto di ultima spiaggia per Fabio Grosso. E allora però tuffiamoci in quello che è l'altro match importante delle calabresi, quello del Cosenza in casa al San Vito Marulla contro la Cremonese. Per inciso c'è una protesta che verrà inscenata dai tifosi rossoblu che molto probabilmente ad oggi non presenzieranno il Marulla nei settori della tribuna B e della curva sud per una protesta legata ai daspo di gruppo che hanno subito. C'è stata anche una grande partecipazione di solidarietà di tantissime altre formazioni anche di Serie A che hanno espresso solidarietà ai tifosi del Cosenza. C'è però da dire è il caso di farla proprio in questa partita dove davvero diventa fondamentale battere la Cremonese e agganciarla in classifica per allungare rispetto a chi sta dietro? I tifosi lo sanno, i tifosi sanno e cercheranno quantomeno di lanciare un segnale forte per manifestare il proprio disappunto su questa vicenda, ma venendo alla partita è una sfida di vitale importanza. Abbiamo detto prima della sfida che vedrà protagonista il Crotone di Stroppa e il Pescara di Pepe Pillon, ma anche questa gara offre tanti corsi e ricorsi storici dal punto di vista tattico. Poi il mister mi corregga se sbaglio, Rastelli sta andando un po' in controtendenza con quello che ci aveva fatto vedere nel corso della sua carriera. Rastelli è sempre stato un profeta della difesa a 3, oggi per necessità e per la costruzione della rosa si sta adattando con un 4-4-2 molto semplice, molto schematico. Ha un paradosso la Cremonese che mi ricorda molto il cammino del Crotone: fatica molto in casa e dà il meglio di sé molto spesso fuori casa. Questo deve essere a mio avviso un trend union per cercare di far giocare il Cosenza, e il Cosenza che a mio avviso molto spesso verrà chiamato a fare la partita. Credo che però il l'ago della bilancia possa proprio essere quello che ha detto Attilio. È vero che la Cremonese gioca bene fuori, ma perché le squadre insomma, che giocano in casa fanno la partita e ti lasciano degli spazi. Il Cosenza tendenzialmente non lascia neanche in casa degli spazi e quindi credo che possa essere una partita sicuramente bloccata,
è decisa in questi casi, come avviene, da episodi. Dall'episodio, sì. Grave perdita per il Cosenza credo che sia la mancanza di Tutino, perché sa strappare le partite come imprevedibile. Sì, però dall'altra parte c'è un Embalo che comunque come strappa le difese lui, penso che in questo momento ce ne siano pochi. Poi c'è stato realmente il mercato di riparazione del Cosenza, è stato secondo me un mercato bellissimo, mi è piaciuto dall'inizio perché ha preso chi doveva per il cambio di modulo, perché ha cambiato il modulo in corsa, Braglia è passato da un 3-5-2 a un 4-3-3 e quindi ha fatto questi cambi, cioè ha fatto il mercato in funzione del nuovo modulo. L'unica cosa è che Rastelli è da un po' di anni che gioca a 4, perché già a Cagliari giocava con questo 4-3-3 e quindi secondo me ha portato avanti quel lavoro che aveva a Cagliari, con una differenza che a Cagliari c'aveva tantissima qualità, giocatori importanti, qua c'ha per la Serie B molta qualità, perché ci sono Strefezza, sì, due esterni. Sì, ha impostato questo 4-4-2 perché c'ha i due esterni di centrocampo che secondo me sono importanti per la categoria. Mister Guardia, anche lei la chiave ovviamente della lettura tecnica di questo match fondamentale e delicato contro la Cremonese. Sì, assolutamente, come diceva il direttore, ha cambiato modo Attilio, ha cambiato modo di giocare. Rastelli sinonimo di intelligenza, perché quando un allenatore si adatta il proprio gioco ai calciatori che ha, vuol dire che è una persona intelligente, perché non deve prevalere l'allenatore. Devono essere sempre i giocatori, secondo me, che devono essere messi nella condizione di poter giocare. Con un 4-3-3, mister, però come si attacca e come si cerca di scardinare la difesa lombarda? Sicuramente avranno difficoltà a centrocampo, si troveranno un uomo in meno, ma penso che con l'aggressività che c'è il Cosenza andrà alla riconquista della palla nella loro metà campo, quindi sicuramente impedirà ai loro difensori di giocare, di bloccarla direttamente. Però, mister, perdonami se ti interrompo, molto atipico. Il Cosenza non dovrà fare a meno per forza di cose di Gennaro Tutino, rientra Sigarritano, ha impostato questo 4-3-3 con falso 9, Litteri non è al massimo, Manieri non è al massimo, credo che non ci sarà, non vorrei dire una baggianata, però è un attacco spuntato che potrebbe avvicendarsi con un falso 9 del falso 9. Sì, secondo me è ancora meglio, perché giocando contro la difesa a 4, quando non c'è il punto di riferimento, che i tre attaccanti si muovono e il difensore va un po' in crisi, perché perde il punto di riferimento. Poi 10 secondi ritornando indietro ai playoff del Cosenza. Secondo me i playoff il Cosenza l'ha vinti durante il campionato, perché è stata brava a capire quando ormai i playoff erano assicurati, a prepararsi già per i playoff, sia fisicamente che mentalmente e tatticamente. Lì sono stati bravi Braglia con Occhiuzzi, con il suo staff. Direttore, da gestore di un gruppo sportivo ti chiedo, insomma, la presenza del pubblico è fondamentale evidentemente, no? Però è anche condivisibile la protesta del tifoso, che insomma in questi anni è anche un po' come dire, penalizzato da delle leggi magari a volte anche penalizzanti nei confronti di chi ci mette passione, di chi ci mette amore. Poi evidentemente è chiaro che laddove ci sono delle irregolarità, laddove ci sono delle leggi non rispettate, si va a punire, però punire così nel gruppo mi sembra un po' sparare contro la Croce Rossa. Ma in realtà io ho letto di 70 persone da Spate, cioè tutto l'intero autobus che andava in una trasferta, che si sono incrociati a Messina Allora, o colpisci chi realmente ha creato il parapiglia, se poi l'ha creato, oppure non puoi andare a colpire sempre il tifoso, perché comunque il tifoso in realtà è un appassionato che veramente ci rimette soldi, passione, tempo, tutto per la propria fede, perché è una fede, va oltre, e poi alla fine
ti ritrovi a dover essere 3 anni a non seguire la tua squadra, ma magari anche senza nessuna colpa. Leggevo che comunque avevano trovato un coltello che poi alla fine era per tagliare, c'era un coltello da pane, c'era una cosa del genere. Cioè non si può sempre colpire i tifosi, non si può sempre andare addosso a loro, perché in realtà sono loro la vera essenza della società. Cioè, poi devo dire che tra l'altro il pubblico cosentino ha sempre dimostrato una grande correttezza, ha sempre dimostrato soprattutto grande spettacolarità nel sostenere la squadra coralmente, ma anche a livello di coreografia straordinarie, quindi privare del sostegno dei propri tifosi per una protesta che noi insomma comprendiamo, ma credo che in questo momento però la squadra abbia strettamente bisogno del proprio pubblico per superare questo ostacolo. Ma penso non ci siano dubbi su questo. È una tifoseria che ci invidiano tutti, va in giro per l'Italia, tutti quanti parlano delle coreografie dei tifosi del Cosenza, del calore dei tifosi del Cosenza. A Livorno c'erano 600 tifosi del Cosenza, cioè una cosa che non lo seguono in Serie A, 600 persone. Io ricordo partite qua con 12-13 mila spettatori, quindi assolutamente credo che realmente sia una pecca questa qua di dover fare a meno dei tifosi in una partita così importante. Speriamo insomma che in zona Cesarini, come si suol dire in questi termini, il tifo organizzato riesca a trovare una forma magari di protesta diversa, ma che veda però protagonisti sugli spalti i tifosi nel sostegno incondizionato ai colori rossoblù, che non sono mai stati in discussione, lo precisiamo, però insomma è il caso di sostenerla questa squadra in una partita delicata. Chiudiamo il capitolo legato alla Serie B, apriamo quello della Serie C per fare un po' il quadro presentandolo, poi ci fermiamo per la pubblicità e tutto d'un fiato nel finale tanta Serie C, una Serie C insomma con un turno particolare che ha visto insomma le formazioni calabresi impegnate ovviamente nell'infrasettimanale, ma facciamo un passo indietro, insomma Attilio, il Catanzaro... Lo scontro tra titani, no? Da una parte chi doveva rincorrere, chi si giocava tutto per cercare di aprire questo campionato, e dall'altra parte una formazione che fin qui non ha avuto crolli, vuoi per sfortuna, vuoi per fortuna, vuoi anche per una componente d'aggressività e di preparazione tattica importante. L'abbiamo intravista prima, la grafica preparata dalla nostra regia, l'azzardo, perché se Giannone avesse fatto gol su quel calcio di rigore diventava un fenomeno. Io non vorrei... fatto gol diventa un fesso. Io non vorrei essere in Giannone in questo momento, perché... A mio avviso sarebbe stato, ovviamente parlare col sonno del poi è sempre più semplice, ma quando ti giochi così tanto una soluzione del genere non ha senso. Bisognava battere un calcio di rigore normale, il Catanzaro si giocava tutto, ma ne parleremo. Ne parleremo subito dopo la pubblicità, restate con noi perché poi il gran finale con la Serie C, con il Rende, con Casa Rende, dove Mister Guardia è protagonista nel settore giovanile, perché da lì bisogna ripartire, caro direttore Roma, per dare vigore a un calcio che ha bisogno di scoprire talenti e di portare più qualità nel rettangolo di gioco. Vi aspettiamo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dicevamo, direttore, partiamo prima di aprire la pagina della Serie C, da quello che secondo me è l'ABC, no, delle società, direttore, riformulare i settori giovanili e dare priorità, centralità al progetto di una società in una riforma che a questo punto è evidentemente necessaria, ripartendo però da una selezione attenta ai territori, i territori che in questo caso sicuramente in Calabria offre davvero tantissimi spunti tecnici. In un territorio così vasto come per esempio la provincia di Cosenza è davvero un peccato fare andare via tantissime speranze verso formazioni del nord. Beh, sì, assolutamente sì. Io
più di una volta parlando, sostengo che la vera forza delle società, la nuova forza è il settore giovanile, però bisogna investire, non bisogna improvvisare nel settore giovanile, quindi significa andare a vedere i calciatori, andare a vedere partite, andare comunque a vedere la crescita dei calciatori, seguire la crescita dei calciatori da parte della società, investire, se una società crede in un ragazzo, investire, magari non lo tieni in prima squadra, magari lo mandi a giocare, però quando lo mandi a giocare non deve essere un mandare a giocare fine a se stesso, lo devi comunque seguire, lo devi monitorare durante l'anno, devi capire la marginalità che ha il ragazzo, perché negli ultimi anni la Calabria ha sfornato tantissimi ragazzi. Bellusci, il capitano del Palermo, è calabrese, di Trebisacce, i due fratelli Gatto, c'è lo stesso Garritano, ci sono un sacco di talenti calabresi che magari non hanno mai giocato in squadre calabresi, perché è il più di questi ragazzi non hanno fatto un percorso fuori, tranne Garitano che ha iniziato qua a Cosenza ma poi è andato fuori, i fratelli Gatto hanno giocato sempre fuori, Bellusci ha giocato sempre fuori, ma ne dico 4, ma ce ne sono svariati calciatori che magari avrebbero potuto fare le fortune delle società calabresi. E poi il vivaio dei ragazzi cosentini, non parlo della Calabria in generale, abbiamo 2 vivai, uno ionico e uno tirrenico, che sono eccezionali, cioè noi possiamo andare dalla Mezzia a salire sul lato tirrenico, da Ciro a salire sul lato ionico. Ci sono delle eccellenze, perché ci sono alcuni settori giovanili, società che fanno solo settore giovanile, che ogni anno sfornano qualche calciatore. Bisognerebbe magari fidelizzarli un po' di più e andare anche a pescare sul territorio. Assolutamente, e in questo coinvolgiamo anche il mister Guardia, perché il tuo Rende, mister, è stato sicuramente precursore dei tempi, con la creazione di una struttura Casa Rende che, con tutte le difficoltà del caso per un territorio come quello calabrese difficile, però ci ha creduto, ha dato una grandissima possibilità, investe tantissimo, e tra l'altro facciamo anche i complimenti al presidente Fabio Coscarella, nostro ospite Attilio. La settimana scorsa vi abbiamo portato anche bene, perché arriva un incarico prestigioso in federazione sotto l'aspetto tecnico, quindi insomma a testimonianza di come il lavoro effettuato a Casarrende non sia passato inosservato ai piani alti. Come dici tu Paolo, il lavoro gratifica sempre, è stato attenzionato il lavoro che fa, come dico io, il Presidente e la famiglia Rende, come la chiamo io, e complimenti al Presidente per questo incarico prestigioso. Poi per il Rende ormai sono anni che fa questa politica, che ha tracciato il Presidente, puntare sui giovani, cercare la salvezza possibilmente tranquilla, e perché no, se c'è la possibilità di mandare qualche giovane in altre società, farlo. Vedi ultimamente Minelli, che è stato acquistato dal Parma, un giocatore serio che, nonostante abbia già firmato, cioè è del Parma, sta mettendo l'anima in campo ogni partita come se fosse l'inizio del campionato. Certo, sui settori giovanili bisogna avere le strutture, perché senza strutture purtroppo non vai da nessuna parte. Attualmente, per la crisi che c'è, come dico sempre, il settore giovanile è fondamentale. Vedi l'Atalanta, anche se è un esempio un po' esagerato, però l'Atalanta ogni anno sforna giovani e quest'anno lotta per la Coppa Campioni, nonostante... Direttore, però bisognerebbe forse cambiare anche la mentalità, no? Cioè, finché consideriamo come società, consideriamo i settori giovanili dei costi e non degli investimenti, non si riuscirà mai a creare quelle plusvalenze necessarie che servono e che sono di vitale importanza per la sopravvivenza delle società, perché noi qui non abbiamo sicuramente i paperon dei paperoni che riescono a investire tanti soldi, quindi li dobbiamo andare a creare con l'intelligenza, con le capacità, con la qualità di saper creare calciatori. Assolutamente sì, però c'è da dire che un minimo di investimento costante lo devi avere.
un minimo di progettualità la devi avere, un minimo di, come posso dire, di lungimiranza bisogna averlo, cioè non bisogna avere fretta se un anno non esce un ragazzo dal settore giovanile e dire no, abbandoniamo il progetto, no, magari quell'anno non esce nessuno, tra, che ne so, tra un anno o due ne escono 5, quindi la plusvalenza. ti ripaga, quell'anno ti ripaga di tutto quello che è il passato. Bisogna avere pazienza, bisogna avere, il mister ha detto una cosa, bisogna investire. Investire non significa, o come dicevi tu, non significa buttare soldi, bisogna capire dove poter investire. In questo caso Casarende, che è un progetto bellissimo, faccio un esempio, se domani il presidente del Rende Coscarella abbandonasse il progetto, non avrebbe più magari quella possibilità di avere plusvalenze che magari tra 2 anni potrebbe avere. Ma non ha un senso logico. Non ha un senso logico investire 10 euro, vi faccio un esempio, oggi, domani non investirli, dopodomani quei 10 euro potevano diventare 100 euro e per te società è vitale. Quindi secondo me bisogna avere pazienza nel saper aspettare il calciatore e anche però, anche pur vero, lungimiranza, bravissimo, lungimiranza nel saper scegliere e nel saper crescere, quindi i tecnici in questo caso del settore giovanile sono fondamentali, non bisogna improvvisarsi. Sei d'accordo con me se ti dico che per ottenere dei risultati in questo senso ci vogliono investimenti, ci vuole professionalità, cioè le figure professionali al servizio del progetto e tanta pazienza. Quello che ho appena finito di dire fino ad Esattamente, anche perché siamo abituati in Calabria, abbiamo parlato del Rende, tramite le idee ad arrivare ai risultati sportivi. Il Crotone per anni è stato motore sotto questo punto di vista, con una politica però diversa, non investendo sul proprio settore giovanile al massimo, ma individuando i migliori talenti in Italia, valorizzandoli e portandoli alla ribalta. Anche la Vigor Lamezia ai tempi sfornò tanti talenti, il Cosenza invece attinge alle occasioni di mercato grazie alle abilità, delle intuizioni del proprio management. Sono politiche diverse, ma quando Domenico sosteneva che dipende anche dal territorio, mi domando e dico, oggi a Cosenza ci sarebbe la pazienza di aspettare un progetto improntato sui giovani? A Reggio Calabria ci sarebbe la pazienza per cercare di aspettare i giovani? Un lavoro parallelo in maniera tale, in contrapposizione, giovani da una parte, coraggio, ma allo stesso tempo risultati sportivi. Sarebbe l'ideale, cosa che per esempio per anni ha fatto la regina di Lillo Foti, che insomma ha di fatto lanciato tantissimi talenti pur ottenendo contestualmente risultati sportivi. Però solo questo, però la regina di Foti, come diceva Attilio, andava anche alla ricerca di talenti, perché dalla regina di Foti sono usciti i Callon, i Pirlo, forse è l'esempio da prendere realmente come monito, perché lavori paralleli su lavori paralleli, lavori di scouting da una parte e lavoro sul territorio. In realtà lo scouting, ora come ora, la vera forza di una società sarebbe la parte scouting, però anche più del settore giovanile è da investire, perché lo scouting, oltre ad andare a vedere il calciatore, lo devi pur seguire, devi vedere la crescita, e poi una cosa è vederla in TV, una cosa è andarla a vedere di persona, perché tu vai a vedere come si riscalda un calciatore, come rende, come si concentra prima di una partita, come va ad approcciare la partita, perché poi una valutazione non la puoi fare intrinseca solo nel vedere un match, vai a vedere veramente chi intende farlo, va a vedere un calciatore a 360 gradi, lo va a giudicare, poi può anche sbagliare, però tante volte ci azzecchi. Assume la sua responsabilità. Io mi preoccuperei, caro direttore Roma, più che imporre un under in formazione, mi preoccuperei di imporre alle società di investire innanzitutto. Vuoi una squadra, vuoi acquisire una squadra? Devi avere un centro sportivo all'altezza, devi avere uno stadio di proprietà, perché ormai il futuro è quello, quindi credo ci sarebbero campionati oggi. Lo so, però prima o poi bisognerebbe farla questa riforma, però altrimenti veramente rischiamo di andare più avanti nel tempo, è come il cane che si morde la coda. Anche la Serie C sta lavorando sotto questo punto di vista.
Il direttore mi ha fatto venire in mente Ziolino Capuano quando ha detto intrinseco, e Ziolino che ieri ha dato un dispiacere alla Vibonese. Allora, approfitto di quello che dicevi tu per aprire un po' il calcio giocato in Serie C. Attilio, partiamo insomma sicuramente dall'episodio che abbiamo menzionato prima della pubblicità. È sicuramente un episodio che può condizionare. Spero di no. Direi che in ottica primo posto, insomma, in ottica primo posto diventa davvero difficile adesso. Avresti accorciato a 6 punti con la Juve Stabia che domenica prossima va a Reggio Calabria. No, in ottica di primo posto il Trapani a 5 punti che comunque se ne andava comunque a giocare. Sicuramente poteva essere un episodio che avrebbe cambiato un po' le sorti del campionato dei giallorossi, fermo restando che la formazione di Patron Noto ha fin qui espresso davvero tutto il proprio potenziale. Credo ma anche che, nella partita secca, Paolo, di ieri, dimostrando una maturità importante. Sì. La Juve Stabia non ha mai nettamente preso il controllo del gioco, botta e risposta, come ha detto anche il presidente Noto in giornata, una bella pagina di sport, veramente 2 formazioni equilibrate, la Juve Stabia che ha sfiorato più volte il gol con Carlini, il Catanzaro che si è divorato 2 o 3 palle gol anche con lo stesso Dursi. Vedete lo spettacolo del Romeo Menti di Castellammare di Stabia, dall'altra parte, ripeto, una squadra che giocava per 2 risultati su 3, dall'altra parte una squadra che doveva a tutti i costi confermarsi come il Catanzaro, ma ripeto, il Catanzaro nonostante ne esca ridimensionato dal punto di vista delle speranze, non ne esce ridimensionato dal punto di vista del campo. Ripeto, io però non butterei la croce totalmente addosso a Giannone, anche perché fin qui ha reso sicuramente moltissimo per la formazione di Auteri. Però Attilio, se mi permetti, un rigore in quella maniera Non ha senso, lo diciamo. Tanto con l'ausilio delle immagini lo facciamo rivedere. Il primo tentativo di Giuseppe Torromino con la parata dell'estremo difensore del Catanzaro, ancora Torromino scatenato, uomo in più della Juve Stabia, l'occasione qui della Juve Stabia cercando lo sfondamento centrale, il batti e ribatti e la conclusione qui che arriva da dietro, però ci prova Melara, la grande parata e ancora una volta qui il gol annullato per fuorigioco al 14esimo da Paponi, bomber della Juve Stabia, ma da qui a breve rivedremo la posizione netta di fuorigioco da parte di Paponi. Mister, a me preme insomma sapere il tuo pensiero da tecnico, insomma non oso immaginare Auteri dopo il calcio di rigore, credo che poi però ovviamente avrà preso il calciatore, lo avrà poi insomma anche un po' rincuorato, perché evidentemente tu ti senti pronto per battere un rigore con la consapevolezza dei tuoi mezzi, però dall'altra parte trovi un portiere che ha una freddezza e una capacità di saper leggere anche quello che sta per capitare, no? Come abbiamo detto prima, se fa gol tutti quanti ad esaltare la freddezza del giocatore, non ha fatto gol, ha fatto una cattiva figura. Certo, come allenatore perché sei felice se un tuo giocatore sbaglia il rigore, ma io come dico sempre ai miei giocatori, il rigore lo può sbagliare chi lo tira, quindi lui ha avuto la responsabilità, il coraggio di prendersi questo rigore. Sono 2 punti in meno che si ritroverà il Catanzaro, ma ha fatto una bellissima partita a viso aperto, poteva finire sul 3-3. Certo, la Juve Stabia sta rischiando perché anche la scorsa partita a Rende hanno vinto al 95esimo su un rigore all'ultimo secondo, altrimenti non aveva fatto un tiro in porta, è stato un continuo pressing del Rende, quindi là aveva rischiato. Qui ha rischiato grosso. Qui testimonia allora la capacità della grande squadra di saper soffrire, ma poi di poter portare a casa il risultato. Indubbiamente sì. Avendo un po' di fortuna magari nelle ultime, perché contro il Rende, come diceva il mister, non meritava, anzi probabilmente se c'era una squadra che doveva vincere era il Rende. Poi ha sbagliato quel rigore negro che la palla gli è rimasta rigore in movimento, anzi era anche un po' più avanti al rigore. Purtroppo quindi è un momento che adesso non gira. Giannone al 73esimo preclude all'episodio che tra qualche istante rivedremo. Abbiamo titolato L'azzardo, ma ripeto, mi ripeto ancora una volta su questo frangente, non ha senso per diciamo la pesantezza che ha sul possibile futuro della tua squadra, per come è arrivata e per la situazione. Ripeto, magari sul 4-0 avrebbe avuto un altro senso, ma una gara 0-0 fino alla fine avrebbe avuto senso un altro tipo di conclusione. Qui vediamo invece l'azione e il calcio di rigore procuratosi dallo stesso Giannone, calcio di rigore anche abbastanza netto. Vediamo anche lo stesso Trost che si lamenta con l'arbitro, Branduani, rivediamo qui lo spunto di Giannone e il tocco che mi sembra molto evidente. E qui all'84esimo la conclusione, voleva imitare Totti, però
alla fine Branduani intuisce e la si resta fino alla fine disperazione sullo dei 0-0. compagni anche, direttore, si nota anche insomma la disperazione dei compagni che insomma... Si è preso belle parole anche dagli avversari, perché hanno detto che mi volevi, cioè, praticamente prendere in giro. Al fischio finale c'è un'immagine, eccolo qui il frame da parte di un calciatore del Catanzaro di sgomento, come sapendo di un'occasione persa, e questo sicuramente non fa felice Gaetano. Vai, mister. Forse stiamo per dire la stessa cosa. È stato bravo il portiere. Cioè, certo, quando si sbaglia un rigore lo sbaglia sempre chi lo tira, però è stato bravo il portiere perché ha fatto finta di buttarsi, è rimasto in piedi e si alzava. Magari, chi lo sa, se l'aspettava questo. Sicuramente gioco di nervi, anche se io dico, direttore, dal punto di vista psicologico non credo che il Catanzaro pagherà tanto questo risultato, anche perché non era, diciamo, una distanza così minima che magari ti poteva consentire di scavalcare gli avversari. Era un'occasione per rientrare, per cercare di rientrare in gioco. Detto questo, insomma, è chiaro che Auteri lavorerà e sta già lavorando per preparare la squadra dal punto di vista fisico, atletico e mentale ai playoff. Il Catanzaro, il mea culpa per questa posizione in classifica lo deve all'inizio del campionato, che ha avuto un inizio balbettante, però ora come ora non, cioè, vabbè, sì, si condanna il rigore del calciatore perché è stato realmente è stata non può essere altrimenti. Sì, non può essere altrimenti, però a livello di gioco espresso ieri il Catanzaro meritava più della Juve Stabia. Il Catanzaro è in trend positivo da diversi turni e sta giocando anche bene, perché io sono andato a vederlo 2 o 3 volte, è un piacere vederlo il Catanzaro. Ora ha innestato, ha messo il suo uomo di fiducia all'interno del modulo che ha portato Casoli, che l'ha portato. Non dimentichiamo che ieri mancava anche Bianchimano, che da quando è arrivato è stato un impatto devastante. Mancava Schnaller, comunque era rabberciato anche come situazione. E di fronte avevi la capolista. Appunto. Attilio, andiamo invece all'altro match dove ci sono davvero anche qui tantissime recriminazioni da parte del club della Vibonese, un match che ha visto i primi 44 minuti di gioco reggere insomma l'urto all'ariete, lento, partita bloccata, poi ovviamente come accade in questi casi vuoi anche un po' per il vento che ha dato fastidio, la Vibonese giocava contro vento nella prima frazione di gioco, forse ha attaccato anche troppo alti gli avversari, una veemenza di cui ha parlato anche lo stesso Nevi Orlandi nel post gara, che ha poi di fatto procurato 2 espulsioni sulle quali però il club ha tanto da dire. Generose, per usare un eufemismo, è stata una gara dallo svolgimento strano, paradossalmente, condizionata sicuramente dal forte vento, con una condotta arbitrale non certo coerente. Un protagonista. Nella gestione, esattamente, ma poi l'abilità anche del Rieti è stata quella di non distrarsi, non farsi distrarre dalla condotta arbitrale, rimanere in partita e cercare quantomeno di vincerla anche d'esperienza. Un po' una mentalità che sta inculcando di volta in volta lo stesso neotecnico Eziolino Capuano. Qui il Rieti pericoloso alla fine del primo tempo, ma una gara molto equilibrata. Credo che ovviamente insomma, brutta partita la partita poi si è decisa nel finale con il rigore, però fino a quel momento la Vibonese insomma non ha subito granché da parte del Rieti. Era già a terra il Cedric Condò, era già a terra, quindi... Direttore, io credo che non ci siano dubbi sul fatto che se si gioca questa partita 11 contro 11 la Vibonese nella ripresa non ha alcun tipo di problema a vincerlo il match. C'è da dire che Capuano è maestro nel far innervosire le formazioni altrui, questo qua è Bibbia questa. Poi credo che sulla prima ci possa essere magari un'ammonizione, sulla seconda secondo me non c'è assolutamente nulla, anche perché Bubas secondo me addirittura non l'ha nemmeno toccato. Ma anche il calcio di rigore del 2-0. Sì, anche il calcio di rigore, bravissimo, anche il calcio di rigore del 2-0 non ho visto quel rigore netto. È riuscito a far innervosire 2 persone che abitualmente sono pacifiche come il direttore sportivo e il direttore generale. C'è grande rammarico nella società rossoblu e ovviamente insomma, presi di mira in questo match, speriamo insomma, in una pronta reazione. Attilio, invece dobbiamo anche dare merito a Massimo Drago, pronti via, Siracusa, un grande impatto per il tecnico crotonese che ha vinto soprattutto nella ripresa un match difficile, bloccato nel primo tempo,
tempo, ma che poi ha visto, anche grazie all'ingresso di Salandria, che ha dato grande consistenza al centrocampo, è riuscito insomma a ripartire con la qualità di uno straordinario Bianchini in grande forma, con un Baclé sul pezzo, con uno straordinario Strambelli, insomma gli uomini messi a disposizione da una società che vuole vincere. Stanno già rendendo. Massimo Drago alla ricerca della perfezione. Abbiamo titolato, con l'ausilio sempre della nostra regia capitanata da Enzo Leonetti, la carta Drago per la regina. È stata una scelta voluta, studiata, che sta subito rendendo. Ho visto un Massimo Drago, come dicevamo anche nella scorsa puntata, più cattivo, un Massimo Drago che cerca, lo dicevo anche poc'anzi, la perfezione. C'è poco da imputare sostanzialmente da questa regina, c'è però sempre da migliorare. Non è un luogo comune, ma la regina può migliorare sotto certi aspetti della gestione, soprattutto in casa. Regina che è in campo in questi minuti nel match contro il Potenza, match delicatissimo, perché una vittoria degli Amaranto vorrebbe dire allungare di più in classifica in relazione a quelli che poi saranno i punti di penalizzazione. Potenza che è l'ultima formazione in questo momento che mantiene l'ultimo posto utile per l'ingresso ai playoff. Nel finale, mister, purtroppo però dobbiamo parlare invece del turno infrasettimanale del Rende, che ha visto oggi pomeriggio perdere in casa contro il Siracusa 1-0, un match un po' strano, insomma la crisi purtroppo per il Rende non riesce a terminare. Insomma, dopo il pareggio, l'ottimo punto ottenuto appunto a Potenza, ci si aspettava la vittoria per certificare il termine della crisi. Ma sicuramente attualmente crisi di risultato, ma non di gioco. Purtroppo la fortuna non gira come dovrebbe. Per fare un gol adesso ci vogliono 10 tiri davanti al portiere, se no, cioè, io voglio dire, con quello che aveva stabilito a inizio campionato il Presidente, quello è la salvezza, valorizzare i giovani, e Modesto lo sta facendo alla grande, ancora è in piena zona playoff, quindi devono arrivare solo un incidente di percorso. Lo diceva poc'anzi, giusto, ti rubo 10 secondi, Paolo, il presidente Fabio Coscarella. Il Rende deve sbloccarsi psicologicamente, e anche oggi si è vista, a mio avviso, una formazione bloccata psicologicamente. Assolutamente, assolutamente così. Siamo davvero giunti ai titoli di coda, e ringrazio per la sua presenza e per la sua competenza il direttore sportivo Domenico Roma. Grazie a voi, buona serata. E grazie anche al tecnico delle giovanili del Rende, di Casa Rende, mister Raffaele Guardia. Grazie a voi sempre per l'invito, rifaccio i complimenti al Presidente per questo prestigioso incarico, e mando un saluto a mister Greco, che collaboriamo insieme, a tutta la famiglia Rende, nonché ai miei ragazzi. Ci uniamo ai saluti. Attilio, noi diamo appuntamento, salutiamo tutti gli innamorati nel giorno di San Valentino, che noi non siamo innamorati, Attilio, perché sennò la gente dice siamo qui, professionalmente sicuramente siamo legatissimi. Ecco, sta partendo la sigla. Appuntamento a giovedì prossimo. Ciao ragazzi. A volte sono peggio di una iena, se torna a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera, l'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande, e grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti, davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti, ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme, con il silenzio mai nulla si ottiene, tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non
ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma. Ho lavorato sodo dai 18 anni ancora. Mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione. Ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione. Inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è. Delle parole, le rime un campione. La prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma Sassa Hey ma Pica mi portano da te, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.